A questo punto puntiamo la fatidica freccia sul nostro schermo e vediamo su che punta. Quindi Lo specchio della vita della signora Francesca Citrano è la poesia vincitrice di questa sezione di poesia. Al secondo posto abbiamo il signor Billeci Francesco con la lirica Alfredino. Il professore Billeci è premiato? Sì, consegna Vincenzo Baccarella. Da Vincenzo Baccarella, che è il vicepresidente della cooperativa Terre delle Balestrate. Quindi al primo posto la signora Citrano Francesca con la lirica Lo specchio della vita vince la sezione poesia in vernacolo della terza edizione del premio letterario. Premia, anzi abbiamo una celebrazione sulla poesia, Giacomo Croce. Un specchio da vita. Il testo poetico, ricco di una sapiente proposta lessicale e adagiato su un elegante piano rimico e musicale, propone una profonda riflessione sul rapporto tra il soggetto e il tempo. Il respiro concettuale della poesia, sebbene sia connesso con le pagine della storia individuale dell'io lirico, ha la forza di trascendere la contingenza e abbracciare l'anima più profonda di ciascuno di noi. Il lettore si sente attratto dalla forza magnetica della parola, la quale riesce a colmare il senso di perdita e nostalgia che il trascorrere del tempo alimenta in ognuno di noi, i quali, abitando nel terreno della vita, ad un certo punto poniamo il segnalibro della riflessione e gli ultimi capitoli della nostra esperienza terrena. In questo modo l'io lirico e tutti i lettori si riconoscono figli e fratelli dell'inesorabile trascorrere del tempo che trasforma in ricordi i frammenti della nostra vita. Il premio A declamare la poesia chiamiamo il dottore Salvatore Campo. Da lì un tuo specchio e mi vedo piccerita, con gli occhi felici annaco una pupilla, coi manuzzi impiccicati di zucchero filato e l'amore di mia madre smisurato. Da lì un tuo specchio mi viro picciuttedda, chi m'allicchettio per essere più parere più bella, musso pittato, cuore innamorato, primi amori, la meglio età ave mille colori. Da lì un tuo specchio e la mia vita scorre, perché assai puntuale o tempo corre, burrasche, temporali e belle giorna, e a gioventù che passa e che non torna. Ogni stagione passa prepotente, dentro tuo cuore e dentro tua mente, e aracio senza che ti innadone, da lì uno specchio e ti vedo con bastone. E ridalì uno specchio, è vero a mio figlio, che tiene pa manuzza una picceretta. Complimenti. Complimenti ai poeti premiati, il loro contributo è vitale per la conoscenza. Figlio di Giuseppe Bommarito, il presidente delle giurie Salvatore Campo e Riccardo Vescovo, presidente della cooperativa Terre delle Balestrate. Riccardo, dottore. La giuria conferisce il premio speciale ricordo dei nostri eroi alla poesia al carabiniere di Giuseppe Bommarito. Il dottore Campo. Sì, presidente. E allora, intanto grazie a voi per essere qui. So che Francesca non è potuta venire, ma
ci ha fatto sapere insomma di questo momento. Francesco, io andrei subito a dare la parola a te alla poesia, perché così facciamo per esempio sempre in ritardo, e poi darei la parola a te, Salvatore, per un saluto. A Giuseppe Bonmarito, ucciso dalla mafia il 13 giugno del 1983 in via Escobar a Palermo. Da sta terra mettia le pere un uomo saggio e danure, che seminava coraggio senza avere scanto e né temore. Figlio di balestrate, tra sole cavolo e mare incantato, suonava duci melodie do cuore, con lo so flecorno amato. Poi appena fu grande onorò la bandiera e lo Stato, e diventò un carabiniere doveroso e rispettato. Lo suo cuore era tutto per le sue figlie e la sua moglie, mentre lottava a fianco di Basile e Daleo, eroi vere. E per Sant'Antonio Repato, ogni giorno da stagione, rallato a Pietro e Mario, Scepparo Santoleone, tre corpe da gramigna mafia in Palermo, Don Viale, a stutare le divise d'idde, che a diventare immortale. Non muore mai che fa bene dovere in questo mondo. Lo tuo nome è in to sole, in ta luna, è sempre intorno, come una farfalla, che vola e si posa sopra un giure, o un pescatore, che scende da sua barca, chino d'anure. Giuseppe, vivi lo tuo sorriso, la tua forza e la tua voce, vivi insieme a tutti quelli che furono messi in croce. Lo tuo sacrificio è un faro che splende nella memoria, e la tua storia smuove la coscienza con onore e gloria. A Giuseppe Bonmarito. Dottore Campo. Ricordo ancora quel 13 di giugno dell'83 e ricordo ancor più quando qualche giorno dopo il corpo di Giuseppe fece ritorno a Balestrate. Tutto Balestrate si fermò e dalla periferia sino alla chiesa madre 2 ali di popolazione lo attendevano, lo aspettavano, si sapeva più o meno l'ora, una folla silenziosa che voleva tributare il ritorno in paese, ma soprattutto la gratitudine verso un suo figlio. Gli eroi non sono esseri straordinari, sono uomini, ma sono uomini che credono nei valori che rappresentano, nei valori della società civile, e li difendono e si immolano talvolta per loro. Daleo, Morici e Bonmarito, 3 eroi che vogliamo ricordare, che abbiamo il dovere di ricordare e tributare rispetto e memoria. Ed è per questo che abbiamo voluto estrapolare la poesia di Francesco Billeci, che si è posizionata tra i primi posti, e farne un premio speciale per questi 9 eroi e soprattutto per questo eroe figlio di Balestrate. Per cui ringraziamo te, Salvatore, per essere qua presente, e ti invitiamo a prendere la parola. Buonasera a tutti e grazie per il gentile invito. Grazie a Francesco, al mio amico Francesco, per la poesia che descrive proprio esattamente la vita di mio padre. Io anche, allora, intanto sono passati tantissimi anni per io riuscire a parlare di mio padre, e per me era prima molto difficile. Poi ho capito che era importante ricordare il sacrificio di mio padre e di Mario Daleo, di Pietro Morici, perché loro hanno dato la loro vita per tutti noi. Io, anche se ero piccolo, ricordo benissimo tutto quello che è successo.
ricordo quel particolare che ha raccontato il dottore Campo. Io ricordo che tornavamo a casa con mia mamma e mio fratello, io ho un fratello più piccolo che si chiama Vincenzo, e ricordo che la mia testa era appoggiata sul finestrino della macchina e fuori, osservando, vedevo tantissima gente, è come se nessuna persona balestrate era rimasta a casa. Io vorrei stasera soprattutto ricordare il coraggio di mio padre. Mio padre già da qualche mese sapeva che sarebbe morto. Lui aveva dato una serie di segnali in famiglia, anche se noi non abbiamo naturalmente dato tanto peso. Solamente dopo, quando è successo il fatto, abbiamo capito realmente cosa voleva dirci. Lui, vorrei sottolineare il suo coraggio, perché lui, pur di non lasciare solo il suo capitano, ha donato la propria vita e ha portato fino in fondo, diciamo, quel giuramento che aveva fatto a mia zia Francesca, che era la sorella maggiore, la sorella di mio padre, che per motivi di salute stasera non è qui, la quale è il presidente della Fondazione Giuseppe Bommarito contro le mafie, di cui io sono il vicepresidente. Lei, dopo tantissimi anni, ha fatto un libro che si chiama Albicocche e Sangue, che un po' ricostruisce, ci sono tutte, diciamo, le testimonianze di noi familiari e tutta la ricostruzione processuale della storia di mio papà. Grazie a tutti. Consegniamo la targa, vieni Livia, la consegna al signor Salvatore, che la consegnerà a Francesco Villeci.